In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 6 dicembre 2024. Caro voli, sconti al 50% anche per tutti i nati in Sicilia. In una conferenza stampa tenuta ieri dal presidente della regione Renato Schifani e dall'assessore regionale trasporti Alessandro Aricò sono stati annunciati i nuovi provvedimenti attesi da tutti sulla questione del caro voli. Gli sconti sugli aerei sono stati portati al 50% non solo per i residenti, ma per tutti i nati in Sicilia da e per tutti gli aeroporti italiani. Si attende la risposta delle ferrovie per un nuovo Sicilia Express. Volano i prezzi di aerei, treni e persino bus. I prezzi degli aerei per il periodo delle vacanze natalizie hanno raggiunto una soglia ormai inarrivabile, ma non sono solo questi ad essere aumentati. Anche i treni hanno raggiunto prezzi superiori ai 200 euro dal nord Italia fino in Sicilia e soprattutto siamo ormai vicinissimi al tutto esaurito. Persino sui bus da Torino e da Milano non si trova più posto e i pochissimi posti rimasti hanno raggiunto prezzi stratosferici. Finanziaria, si lavora al maxiemendamento. Dopo l'incontro con i partiti di maggioranza sulla legge di stabilità e sulla legge di bilancio 2025-2027, l'assessore regionale al bilancio Alessandro Dagnino ha incontrato il presidente Schifani prima di predisporre il maxiemendamento da presentare lunedì in Commissione Bilancio. L'intenzione è quella di prevedere un testo condiviso con tutti per centrare l'obiettivo dell'approvazione dei testi entro la scadenza del 31 dicembre. INPS, irregolari il 90% delle aziende controllate. Il direttore dell'INPS in Sicilia ha reso noto l'esito dei controlli effettuati durante l'anno. Su 800 aziende si sono riscontrate irregolarità nel 90% dei casi. Contributi omessi per 45 milioni di euro e rapporti di lavoro fittizi per 25 milioni di euro. Riscontrata la presenza di 400 lavoratori sconosciuti all'INPS. Si tratta di dati davvero preoccupanti, ma con percentuali così alte forse occorrerebbe riflettere prima di tutto sul costo del lavoro per le aziende. Prosegue Vertenza Almaviva con l'incubo del 31 dicembre. Il 31 dicembre scade la cassa integrazione per i 300 dipendenti siciliani di Almaviva. Al Ministero delle Imprese si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato i sindacati e tutti i protagonisti della vertenza. L'assessore regionale Edi Tamaio, presente all'incontro in collegamento, ha ribadito il pieno impegno del governo regionale per individuare una soluzione concreta e ha convocato un tavolo tecnico in Sicilia per il 10 dicembre. Trantino, la morte di un grande politico siciliano. Enzo Trantino è stato un grande politico italiano e prima di tutto siciliano, figlio del suo tempo, capace di grande rigore e altrettanta umanità, uomo di destra, fortemente radicato nei suoi ideali ma capace di notevoli aperture e sempre rispettoso degli avversari e delle loro idee, esempio illustre di quei siciliani dei quali la nostra isola può andare orgogliosa. Uomo coerente e sempre corretto, diede alla politica il volto che essa dovrebbe sempre avere. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.